Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Serra Talk Show su Social. Oggi parliamo di un argomento storico, ma non solo, perché parliamo delle foibe, parliamo della storia in particolare di Egea Hafner, che è diventato, suo malgrado, un simbolo dell'esodo giuliano dalmata, dell'abbandono da Pola, dalla sua città, a quella che è stata poi la vita in Sardegna. E la facciamo in compagnia di due ospiti graditissimi e importanti che ci aiuteranno un po' a raccontare, a capire cosa è successo in quegli anni e cosa succede tutt'oggi. E sono Margherita Sulas, che è docente di storia contemporanea, di fatto professoressa, quindi buonasera e grazie per la presenza. E Stefano Cariello Musso, che è il nipote, però è anche appunto segretario del comitato esecutivo provinciale della ANGVD. Grazie ovviamente anche a Stefano Cariello Musso. Grazie a voi. Allora, io direi subito di partire con la professoressa Sulas. Chiedo ovviamente cosa rappresenta, io ho parlato di simbolo Egea Hafner, suo malgrado, la sua storia, cosa ha rappresentato e cosa rappresenta soprattutto nel discorso delle foibe in Italia e con riferimento anche alla Sardegna. Allora, Egea è sicuramente un simbolo, la sua fotografia nell'abbandonare Pola è diventata iconica, così come lo sono tutti i testimoni viventi delle grandi tragedie del Novecento. Ricordiamoci che tra l'altro per questioni anagrafiche sono tutti testimoni che ormai stanno scomparendo, quindi la storia raccontata direttamente dai testimoni nell'ambito delle iniziative culturali, scolastiche e istituzionali è sempre una storia che ha un valore aggiunto. L'impatto emotivo della storia raccontata da un testimone non sarà mai l'impatto emotivo di una storia raccontata da un esule di seconda o terza generazione o descritta su un libro. Quindi il suo mettersi a disposizione nella pubblicistica, in tutto il lavoro che come Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, come università, come scuola facciamo è qualcosa di realmente importante. Considerate che molti testimoni dell'esodo, così come era successo in precedenza per le altre grandi tragedie del Novecento come la Shoah, non sono tutti inclini a raccontare la loro storia, una storia fatta di grande sofferenza, di prevaricazioni, una storia di cui molti si vergognano. Non tutti sono venuti via nel 1947, alcuni sono venuti via già dal 1944, altri cercarono di resistere e vennero via negli anni 50, quindi sono storie differenti che raccontano tragedie familiari. La storia di Egea ci permette di aprire proprio un faro sulla storia appunto dell'esodo giuliano dalmata, ma ancora prima con la morte del padre ci permette di aprire proprio di fare il focus anche sulle persecuzioni che subirono non solo gli italiani, perché il padre di Egea non era italiano, ma tutti coloro che abitavano in queste zone. Il padre di Egea, che ricordiamo, fu anche deportato con l'inganno, lui pensava a un semplice controllo. Come accadde a tantissimi in queste zone. Ricordiamoci che la pubblicistica o diciamo il luogo comune che vuole i fascisti perseguitati, in realtà i fascisti dopo l'8 settembre e anche qualche giorno prima già in questi luoghi non c'erano più. Chi era gravemente compromesso era riuscito a fuggire prima. Chi resta è proprio chi ha la sicurezza di non aver nulla a temere. La famiglia di Egea era una famiglia di orologiai, di gioiellieri che parlavano tedesco, come tantissimi altri in queste zone che erano state sotto l'impero austro-ungarico, quindi ovviamente parlavano tedesco, che avevano una connessione anche con le popolazioni slave dell'entroterra assolutamente pacifica, quindi chi resta è perché non ha assolutamente nulla da temere e ovviamente non sono pienamente coscienti del fatto che è già iniziato un gioco di pulizia etnica perché la guerra sta finendo in vista del plebiscito, cioè di un eventuale plebiscito che richiamava i 10 punti di Wilson. Ovviamente la presenza italiana in queste zone avrebbe potuto creare problemi con il trattato di pace, quindi inizia una caccia all'italiano, ma una caccia un pochino più estesa verso
chiunque possa essere un ostacolo a questo progetto annessionistico che poi vede morire tantissime persone, e quello che mi preme sottolineare è tantissimi italiani, ma i numeri parlano chiaro, tantissimi sloveni e croati in numero ancora maggiore agli italiani che si opponevano a quel tipo di regime che si stava instaurando. Volevo chiedere a Stefano Carillo Musso, che poi è il nipote di Ege Hafner, che suo malgrado, diciamo, è diventato il simbolo, una figura simbolo. Come avete vissuto questa storia, immagino l'adolescenza, perché questo racconto è diventato suo malgrado una, come potremmo dire, quasi un esempio da non seguire, ecco, però diventare anche punto di riferimento appunto per le nuove generazioni. Io, se devo parlare di una questione, diciamo, più personale, sicuramente ho scoperto della storia della mia famiglia gradualmente, ero bambino, perciò i ricordi si frammentano nel tempo. Diciamo che potrei dividerle in tre tappe. Una prima fase in cui mi ricordo mia zia mi parlava della cucina di casa sua a Rovereto, della storia familiare, ma essendo piccolo, insomma, ascoltavo con sicuro interesse, però i pezzi poi li ho messi insieme solo successivamente, ho capito diverse cose. Mi parlava del suo esilio forzato e del fatto che fosse venuta a Cagliari e vissuta a Cagliari per un breve periodo. E il fatto che, diciamo, l'altra parte è il racconto di mia madre, che è appunto sorella di Egea, che mi parlò del fatto che appunto mia nonna fosse nata a Pola ed era per quel motivo che avesse un accento un po' particolare che io, diciamo, per i ricordi, perché ero molto piccolo, ma soprattutto grazie a mia madre e al fratello, pensavo che fosse veneta, non sapevo che Pola, insomma, facesse parte dell'Italia un tempo. E quindi ho ricollegato anche questi collegamenti. E poi sempre il fratello, mio zio Giancarlo, il fratello di mia madre e di Egea, mi ha spiegato poi, quando ero più grande, adolescente, delle motivazioni politiche che c'erano alla base di questo, diciamo, omissione che c'è stata in Italia a livello culturale e storico riguardo appunto alla questione orientale e alla questione delle foibe, che sicuramente saprà spiegare meglio Margherita. Ma diciamo che per me l'esempio di mia zia è una lezione di forza, di dignità, passatemi il termine, visto che è molto blasonato oggi, anche di resilienza, perché è perfetto per lei, perché con una valigia più grande di lei è stata costretta ad abbandonare la sua terra e ha trasformato questo suo dolore in una importante testimonianza, perché lei lo racconta tutto questo considerando il fatto che sia della classe 41 e quindi va in giro per l'Italia a raccontare questa sua vicenda personale, che ha una chiave nazionale perché è storia d'Italia, e lo fa non con spirito di rivalsa, ma con il desiderio di mantenere viva la memoria degli esuli senza odio, ma con consapevolezza e un insegnamento, insomma, che porto con me tutt'oggi. La professoressa Suras, volevo proprio agganciarmi a quello che diceva Stefano Carillo Musso. Il discorso legato agli esuli si fa un pochettino, anche lei lo diceva prima, qualcuno evita di raccontarlo, si cerca di nascondere, un po' per vergogna, forse un po' per evitare anche psicologicamente di rivivere quei dolori, quei momenti. Perché secondo lei ancora oggi è un po', non dico sconosciuto, ma di sicuro non è così noto il problema la storia, il problema delle foibe?
Allora, nell'immediatezza degli accadimenti i motivi erano di natura direttamente politica, legata alle dinamiche della guerra fredda. Non c'era interesse a turbare gli equilibri molto precari. Ricordiamoci che la definizione ultima del confine orientale d'Italia è solo del 1975, con il Trattato di Osimo, un trattato che non venne neanche condiviso, non firmato neanche dagli esponenti del giusto ministero, quindi un trattato passato molto in sordina. Precedentemente c'erano stati gli incidenti per Trieste italiana del 1953, in cui c'erano stati anche dei morti, quindi la questione della divisione di Trieste e la presenza alleata da una parte e Titina dall'altra, che rendeva molto molto instabili gli equilibri. Ricordiamo che anche la questione triestina viene risolta nel 1954. Un altro motivo era la presenza di una componente italiana, i cantierini monfalconesi, detenuta nei gulag di Tito nell'isola Calva. Quindi anche non parlarne significava anche garantire la sicurezza di queste persone che, rincorrendo il sogno di una patria socialista, avevano varcato il confine, erano andati a lavorare nei cantieri navali lasciati dagli italiani, con grandi promesse da parte del governo di Tito, ma poi con la rottura del Cominform già nel 1948 vengono arrestati, parliamo di 2000 persone. Quindi da una parte nell'immediatezza ci sono appunto queste logiche della guerra fredda, dalla parte diciamo degli esponenti della destra, il non voler riaprire la questione del fascismo di confine, e da parte invece degli esponenti dei governi di sinistra, ovviamente, il non voler ammettere che l'alleato Tito, che aveva combattuto la guerra di liberazione, si era rivelato in realtà un dittatore tale quale a quelli che lo avevano preceduto, soprattutto anche sulle questioni della prevaricazione e dell'incarceramento. Negli anni successivi, ad esempio, i monfalconesi che riescono a rientrare in Italia hanno proprio un'indicazione di silenzio, cioè gli viene vietato di raccontare la propria storia, tanto che chi rientra per la maggior parte è costretto a non rientrare in Italia, ma in Svizzera, in America. Anche per loro si aprirà sostanzialmente una strada di esilio. E per quanto riguarda gli esuli, vengono facilmente tacciati di essere fascisti, quindi quasi nessuno ha l'interesse a raccontare la propria storia. Diciamo che l'Associazione Nazionale Venezia Giulia di Pasta, di cui anche Stefano fa parte, nasce nell'immediatezza. Queste rivendicazioni da parte degli esuli ci sono subito sul fatto che si parli della loro storia, ma sono subordinati a che cosa? A ricrearsi una vita. Ricordiamoci che sino al 1970 ci sono ancora esuli che vivono in campo profughi, quindi che non hanno ancora una sistemazione, che non sono riusciti a ricrearsi una vita. Un esempio su tutti è il campo di Fossoli, che noi conosciamo tutti perché Primo Levi lo descrive in Se questo è un uomo. È un campo di concentramento e di smistamento per gli ebrei, che sino al 1970 viene usato per ospitare gli esuli istriano-dalmati in condizioni di vita assolutamente inadatte, fino a, ripeto, 20 anni quasi dopo la fine della guerra. Quindi stiamo parlando di condizioni di vita che lasciano il tempo che trovano, e quindi le persone sono proiettate su altro. È per questo che poco si parla. E anche la storiografia purtroppo ha bisogno di fatti che si devono sedimentare. Parlarne nell'immediatezza è giornalismo, non è storia. Quindi l'accesso alle fonti archivistiche slovene e croate è ancora quasi inaccessibile, così come sono inaccessibili, se ci pensate bene, tutte le foibe in territorio sloveno e croato. È il motivo per il quale non si è mai potuta fare un'esatta quantificazione delle morti. Noi non abbiamo idea attualmente di quante siano le foibe, cioè a livello biologico, di quante ce ne siano in questi territori, meno ancora si ha l'idea di quante persone siano sparite. La sparizione dei motivi, che è un fatto tipico delle guerre, significa anche l'impossibilità poi di determinare dati certi e concreti sulle morti, sulle sparizioni, su chi sceglie anche di cambiare nome e di rimanere, perché ci sono anche questi episodi.
certo, il cambio di identità. Sono storie davvero tragiche che segnano, che hanno segnato il Novecento e che segnano tutt'oggi. A proposito di comunicazione e di informazione su appunto un avvenimento così importante come quello delle foibe, è intervenuto anche il Rai 1, perché il 10 febbraio è stato trasmessa la fiction, il film, la serie TV, chiamiamola come vogliamo, comunque dedicata alla storia di Ejea Hafner. E chiedo proprio al nipote a questo punto come ha reagito innanzitutto Ejea Hafner, visto che, lo dico, è ovviamente viva, la salutiamo, che ha 83 anni. E poi ovviamente anche in famiglia come avete rivissuto, portate su schermo, quelle che poi è la realtà, la storia della vita della famiglia. Allora, io ho un ottimo rapporto con mia zia, pertanto ci informiamo nonostante la distanza geografica, non dico settimanalmente, ma quasi. Sono stato informato immediatamente del fatto che a seguito del libro, appunto, La bambina con la valigia, scritto da lei insieme a Giulio Alvisi, è stato preso come spunto per realizzare appunto questo docu-fiction. È stato preso assolutamente con grande orgoglio e felicità, perché finalmente c'è stato, diciamo, uno sdoganamento importante rispetto a quella che è stata la nostra storia, che, ripeto, non solo una questione personale, è una questione nazionale. E quindi lei ha avuto la possibilità appunto di seguirlo da vicino durante anche le riprese, è stata coinvolta il più possibile. Noi invece qui a Cagliari abbiamo aspettato appunto la prima visione del 10 febbraio con trepida attesa, e siamo stati molto felici perché, nonostante ovviamente fosse un film e ci fosse un po' di romanzo cinematografico dietro per ovvi motivi appunto artistici, in realtà è stato assolutamente molto fedele rispetto alla storia di Bibi, ma soprattutto anche di mia nonna, perché ci tengo a precisare questo collegamento con la Sardegna perché avviene, se mi permette. Mia nonna Ersilia Camenaro ha sposato appunto il padre di Bibi, noi la chiamiamo così in famiglia, Ejea, nel 1941 a Pola. Purtroppo, come sappiamo, come abbiamo già accennato, è stato prelevato dall'Odna e non ha fatto più ritorno, probabilmente è stato infoibato, ma non lo sapremo mai. Perché mia nonna Ersilia Camenaro sceglie di venire a Cagliari? Perché la sorella, Angela Camenaro, era già sposata con un sardo che aveva conosciuto proprio lì a Pola, perché era un militare dell'aeronautica, e quindi per fortuna è riuscita a evitare il campo profughi, quindi è stata, diciamo, in qualche modo fortunata in tal senso. Dopo un primo periodo però a Cagliari, come si faceva probabilmente un tempo, Bibi è stata affidata alla famiglia paterna, che nel frattempo si era trasferita a Bolzano, e da lì poi non ha fatto più ritorno, perché nel frattempo mia nonna si era risposata con un sardo, Giovanni Musso, ragione per la quale esisto anche io, e quindi da cui ha avuto anche 2 figli. E una volta tornata a Bolzano per recuperare la figlia, ormai Bibi si era perfettamente integrata con la famiglia paterna, con i nonni, e soprattutto aveva individuato nella zia paterna una figura di riferimento come madre, e si è deciso, insomma, a malincuore, che soprattutto per mia nonna ovviamente, che rimanesse a Bolzano. Tuttavia i rapporti sono stati sempre ottimi, nel senso che quasi tutte le estati poi è venuta qui a Cagliari e da noi, quindi c'è un ottimo rapporto, e abbiamo anche presentato il libro proprio 2 anni fa qui a Cagliari. E quindi diciamo che questo film è stato fondamentale perché porta alla luce una di storia italiana minimizzata o dimenticata. Quindi racconta la vicenda di oltre 300.000 persone
costretta ad abbandonare le proprie case, le proprie radici, il proprio lavoro, per sfuggire alla violenza e alle persecuzioni del secondo dopoguerra, come ampiamente detto da Margherita. Quindi la storia di Bibi, che da bambina ha vissuto sulla propria pelle l'esilio, diventa il simbolo di tutti quegli esuli istriani, fiumani e dalmati che hanno dovuto rincominciare da zero in una terra che spesso, non bisogna dimenticarlo, non li ha accolti sempre con affetto, ma anzi con diffidenza. Io sono contento di quello che ha detto per il semplice motivo che portare, dicevo, su schermo una storia che poi è una storia personale ma diventa una storia d'Italia, un pezzo di storia d'Italia, il rischio era romanzarlo, di renderlo proprio fiction, il difficile era proprio aderirlo alla realtà e raccontarlo con grande rispetto, e credo appunto da quello che ha detto che è stato fatto in maniera impeccabile. Siamo in chiusura e volevo chiedere una cosa proprio importante per chi ci segue e per voi anche. Come associazione, quali sono i prossimi progetti futuri? Chi mi vuole rispondere? Allora, come Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, rispondo anche a nome di Stefano, noi continuiamo a tenere viva la memoria. Ci sono tutta una serie di presentazioni di libri, incontri all'Università in Archivio di Stato. Adesso il 30 marzo partirà una scolaresca di 20 alunni dall'Istituto Comprensivo Serargius 1 che per 8 giorni percorrerà tutte le tappe dell'esodo. Si recheranno alla foiba di Basovizza e percorreranno tutta l'Istria e la Dalmazia sino a Zara, ripercorrendo tutte queste tappe. Io stessa interverrò a metà marzo in un corso di formazione per docenti delle altre scuole italiane, appunto per formare quanti più docenti possibile su questa storia proprio in questi territori, quindi saremo a Fiume, a Zara, a Pola e a Gorizia. La nostra attività è incessante, un'attività convegnistica che non si limita certamente al 10 febbraio, ma che si protrae tutto l'anno. Ovviamente, come dicevo, è ovvio che in questo momento noi puntiamo molto su giovani come Stefano, quindi esuli di seconda e terza generazione, perché è diventato molto difficile riuscire a coinvolgere in queste attività anche molto pesanti dal punto di vista fisico gli esuli, anche se in Sardegna, soprattutto a Cagliari, è molto attivo il dottor Giuliano Lodes, che esule da Pola anche lui, anche se è nato in Gorizia, però la sua famiglia è esule da Pola. È un testimone dell'epoca, uno degli ultimi testimoni dell'epoca che abbiamo in Sardegna, oltre ai tanti testimoni a Fertiglia. Ok, perfetto. Io vi ringrazio. Ovviamente chi volesse rivolgersi a voi, chi volesse invitarvi, coinvolgervi in alcuni progetti, come può fare? C'è un sito internet, c'è la possibilità di avere dei contatti? Allora, c'è il sito internet dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia. Noi siamo facilmente raggiungibili attraverso i social, attraverso la mia mail margherita.sula@gmail.com, però diciamo che siamo facilmente raggiungibili anche attraverso i social, quindi muoviamo molto facilmente sia come Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia che Comitato 10 febbraio e Associazione Nazionale Dalmata. Noi in Sardegna uniamo le tre sigle, non siamo sigle separate, ma tutto questo mondo nella provincia di Cagliari è riunito sempre attraverso lo stesso comitato. Quindi anche un esempio di unità che in questo mondo non è più così scontato. Esattamente. Perfetto, io ringrazio di cuore la professoressa Margherita Sulas e il dottor Stefano Cariello Musso della loro gradita e importante partecipazione, ci rivedremo presto magari. Grazie a lei. Grazie mille, buona giornata. Arrivederci. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, come sempre vi chiedo di cliccare mi piace, di condividere, ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre 19:30, Effetto Serra. Grazie ancora, buona serata. Grazie.